dei Sardi, capitale del cross, ancora una volta, ancora una manifestazione importante qui con il cross, con l'atletica, tante società che prendono parte a questa manifestazione che si ripete anno dopo anno, il terzo Memorial Elisa Migliore. Ne parliamo con Antonello Cocco. Chi meglio di te ci può descrivere, ci può raccontare naturalmente questo terzo Memorial Elisa Migliore, un appuntamento che prende sempre più piede. Parliamo un po' di numeri, parliamo un po' del tracciato, parliamo un po' di questo appuntamento che tu, presidente dell'Ala Sport, voglio dire, stai portando avanti da anni con l'impegno profuso per mantenere poi ad altissimi livelli questa manifestazione. Allora sì, buongiorno a tutti, terza edizione, ultima tappa del Festival del Cross in Sardegna dalla dei Sardi, quindi la federazione ci ha onorato di chiudere la stagione alla grande, perché l'organizzazione penso che possa dimostrare di essere all'altezza per un avvenimento del genere. Rispetto all'anno scorso c'è una differenza sulla gara clou dei senior, mentre l'anno scorso avevamo inserito una prova di campionato regionale di cross corto, quest'anno le distanze ritornano all'origine, quindi cross lungo 10 km per gli uomini, promesse senior, cross lungo per le donne di 8 km, junior 8 km, sempre insieme con i senior, chiaramente faranno i 2 giri in meno, poi tutte le gare di contorno, li chiamo così io, master e categorie giovanili in sequenza in ordine d'età, per cui come la giornata potete vedere è un vero cross con la pioggia, così come dovrebbe essere il cross in generale. Cerchiamo di chiuderlo bene, il percorso è un percorso adattissimo a fare questo tipo di gare, la pioggia lo rende chiaramente ancora più spettacolare, ma il percorso tiene bene, quindi non è molto fangoso, abbiamo visto cose molto peggiori, quindi comunque è un percorso veloce nonostante sia un pochino allentato dalla pioggia. Io ti chiedo, via via si sta riempendo di atleti, di ovviamente accompagnatori, fa piacere vedere tanta gente, abbiamo visto Sant'Adi, abbiamo visto Cagliari, abbiamo visto Serramanna, per cui comunque anche società che affrontano un tragitto importante per arrivare sino a qua. Evidentemente il trofeo qui ad Alà dei Sardi, dopo i fasti importanti anche in precedenza, sta prendendo sempre più piede. Sì, è vero. Allora, intanto c'è una prova di selezione per la rappresentativa regionale delle categorie cadetti, quindi qua si corre per il titolo individuale cadette, ma anche perché da qui è la prova definitiva per stabilire chi gareggia e difenderà i colori della Sardegna ai campionati italiani, quindi il fatto che siano presenti tante società, c'è il richiamo da parte della federazione con quel titolo in palio, è molto importante. In più quest'anno avevamo già previsto delle presenze oltremare. Il vice campione europeo Ahmed Abdelawed doveva essere qua, il vice campione europeo di 3000 Sipi, ma non è qua perché purtroppo ieri ha contratto un virus intestinale ed è stato anche ricoverato in ospedale, quindi non può essere qua. È presente Alice Cocco, mia figlia, che quest'anno veste i colori della Bracco, ma è in dubbio la sua gara perché è in ripresa da un infortunio. C'è una sua collega di società, una bravissima ragazza, anche lei di origini non italiane, però brava, comunque difenderà i colori della Bracco Milano. Cerchiamo di salire di livello, il prossimo anno cercheremo di creare magari già un cast di 2 o 3 atleti di livello italiani, chiaramente, che possano comunque dare una spettacolarità alla gara e un po' di suspense fino alla fine. L'ultima battuta, ti chiedo un percorso tecnico, spiegaci un po' il percorso, come si svilupperà, quali potrebbero essere i passaggi chiave secondo te delle gare almeno più importanti e soprattutto se c'è un favorito almeno in pre-gara, diciamo così. Allora, in mancanza del vicecampione europeo, il favorito per me sarebbe Gabriele Mozzo, il nostro regionale, che è bravissimo, quest'anno poi è particolarmente, lo vedo più forte degli anni scorsi. Tra le donne credo che Claudia Pinna, vista la mancanza anche di Alice, non abbia nessun rivale.
Sergio Lai, presidente della FIDAL, buona giornata, non c'è il sole, piove, ma su un vero cross ci stanno anche queste temperature, queste condizioni meteo, e alla dei Sardi si conferma centro, almeno per la Sardegna, di uno dei più importanti impegni per il cross. Ma intanto la giornata di oggi è tipicamente invernale, ma tipicamente da cross, quindi il cross è questo, il cross l'hanno inventato gli scozzesi, gli inglesi, dove in mezzo alla neve, in mezzo al fango, in mezzo all'acqua, quindi questo oggi è un percorso veramente tipicamente ideale per il cross. Siamo arrivati qua, abbiamo visto 3 pullman far scendere tante persone, tanti atleti, e ha colpito, almeno ai miei occhi, tanti bambini, per cui il bambino si sta rinnamorando dell'atletica, il bambino si sta riavvicinando all'atletica. Ma guarda, io ti devo dire molto sinceramente che non abbiamo avuto mai questa flessione. Noi in Sardegna abbiamo quasi 12.000 tesserati, 114 società affiliate, sono numeri importanti se paragonati alla regione Sardegna. Noi siamo un popolo piccolo, diciamo, nei confronti della Sicilia o di altre isole europee, quindi non abbiamo questo problema. Oggi ci sono tutti i ragazzi perché fanno parte di un circuito, fanno parte di un campionato di società. Noi oggi praticamente al termine assegneremo il titolo di campioni di società alle nostre società che concluderanno. Le chiedo una battuta, andiamo un po' avanti, la maratona internazionale a Cagliari, sì, no, si spera, ci sarà? La manifestazione è in calendario, si sta lavorando, l'organizzatore sta lavorando tantissimo in mezzo a tante preoccupazioni, perché voi sapete oggi che organizzare non è facile. Oggi organizzare, io lo dirò anche qui, lo sto dicendo ovunque mi trovo, il fatto del piano della sicurezza è una cosa incredibile, cioè le società sono stressate da tante balzelli, domande, richieste, prefettura, questura, comuni, di tutto. Piano di sicurezza che ti devi rivolgere a un ingegnere che ti deve fare un piano di sicurezza che devi pagare, cioè tutte queste cose. La circolare Gabrielli è una circolare, non è legge, quindi io ho sempre detto che ci vuole da parte dei funzionari delle amministrazioni comunali, ci vuole un'apertura mentale. Presidente, concludiamo con un pensiero, con una battuta per Massiccione, Zanda che sta vivendo momenti particolari, lui è conosciuto nell'ambiente dell'atletica, lui è un atleta a 360 gradi, dispiace che possa aver concluso probabilmente la sua carriera, le sue grandi imprese in questo modo. Guarda, io credo, conoscendo Roberto, che ho sentito avantieri al telefono, non ho parlato con lui, ho parlato con Giovanna, con la sua compagna, e usciva dalla camera iperbarica in quel momento che ho chiamato io e non mi ha voluto parlare perché stava tremando dal freddo. Io conosco Roberto che è un uomo duro, tosto, non si arrende. Capisco che sta vivendo un dramma veramente, ce lo sta facendo vivere anche a noi, perché Roberto è un caro amico, un atleta, un nostro atleta, non mollerà Roberto. Io intanto gli auguro tante cose, che il Signore speriamo che lo aiuti proprio per cercare di superare questo grande problema, però Roberto non è per niente che viene chiamato Massiccione, perché è un masso di granito. Noi siamo qui ad Arade Sardi dove c'è il granito, ma Roberto oggi ci sarebbe stato, come è venuto sempre. Quindi attraverso voi gli mandiamo tanti cari saluti. Roberto, sono sicuro che fra poco tornerà anche qui da Cagliari e noi gli saremo vicino e lo aiuteremo in tutte le cose che naturalmente avrà bisogno.
Simona Pili al traguardo dopo il successo nella categoria dai 35 ai 55, possiamo dire sicuramente una bella soddisfazione. Una bella soddisfazione, corro da circa 20 anni e diciamo che sono alla fine della carriera. Corro per dare coraggio ai nostri ragazzi, visto che io sono anche l'allenatrice dell'Atletica Quattro Mori. Quindi a Sasperate il movimento del running, il movimento della corsa, dell'atletica è particolarmente sviluppato, ci sono varie società, voi siete una di queste e ti chiedo così, visto che tu hai detto che sei quasi a fine carriera, quanto è importante trovare le nuove leve, cioè far avvicinare i bambini all'atletica? È molto importante, ma è anche molto difficile, bisogna lavorarci. I ragazzi che seguo ce li ho da circa 10 anni, qualcuno ha iniziato dalla quarta elementare, adesso ha 20 anni e per me è una soddisfazione aver raggiunto questo traguardo, non tanto come atleta ma come allenatore. Fare l'allenatore, l'educatrice, perché parliamo di anche bambini molto piccoli, è sempre più difficile oggi come oggi. Qualche valore diciamo che a volte si perde nei giovani, però lo sport diventa fondamentale, anziché lasciarli tra virgolette in mezzo alla strada, magari a girovagare, meglio portarli all'interno di una struttura, meglio farli sudare in un mondo dove il pallone la fa da padrona e invece qui si inseguono i sogni e naturalmente si corre tanto. È molto difficile, bisognerebbe ripartire dalle scuole e collaborare con gli insegnanti, anche se spesso questo è molto difficile perché è molto difficile entrare anche a scuola perché ci sono tante leggi che a volte non ti permettono di entrare all'interno della scuola, però bisogna provarci e insistere. Ti chiedo una battuta sulla gara qui ad Ala dei Sardi, un cross particolarmente tecnico con qualche salita dove si fa un po' di fatica in più, ma tu hai vinto proprio con un grande distacco sulla seconda. Allora, è un percorso molto adatto alle mie caratteristiche, forse prima avrei vinto anche con più di distacco, però va bene così. Maria Lucia Coi, responsabile dell'Atletica Orani, over 60, quindi 65 anni e non sentirli, nel senso che ha vinto per distacco la sua gara, portando al termine comunque una gara con un buon risultato, con un buon tempo naturalmente, ma soprattutto penso che questa attività la faccia sentire ancora giovane. Moltissimo, anche perché io mi occupo di un gruppo di bambini già da 20 anni a questa parte, che sono stati la mia ricetta vitale, diciamo. Abbiamo questo gruppo di bambini, anche noi adulti corriamo più. Io ho iniziato più per dare entusiasmo ai ragazzi, perché io ho iniziato a 40 anni a fare sport, anche se mi sono sempre dedicata, sono sempre stata un'appassionata di atletica leggera, però ho iniziato proprio con la squadra dei bambini, quindi neanche con i miei figli, con i miei nipoti. Le chiedo, uno, per mantenere il fisico, per mantenere uno stato di salute buono, può andare a correre tranquillamente dove si vuole. Mettersi in gioco in una competizione secondo me è ancora più bello. Certo, perché correre in modo amatoriale si corre senza prefiggersi nessun tempo, quando invece si inizia ad essere malati di atletica bisogna fare anche dei sacrifici dal punto di vista alimentare, ma anche sacrificio fisico, perché è quello che ti rende più forte e ti tempra il fisico e quindi il miglioramento negli allenamenti e dunque anche nelle gare. Le chiedo, lei è la promotrice poi della manifestazione
manifestazione che si svolge ad Orani, quindi una gara importante, una gara che identifica il territorio, identifica poi il paese. Certo, perché a Orani è una gara anche per chi non è appassionato di atletica, è sentita perché insomma è un movimento per tutti i bambini, noi siamo 3.000 anime e quindi ci sono anche i genitori appassionati oltre ai bambini nella nostra squadra, è questo che ci irricchisce maggiormente. Le chiedo un'ultima cosa, un appello per sensibilizzare poi, visto e considerato che lei giustamente ne va orgogliosa di partecipare alle gare over 60, quindi 65 anni, sensibilizzare un po' diciamo così i più piccoli e non solo, per avvicinarsi al mondo dell'atletica, in questo caso al mondo del cross, che è ancora diverso rispetto all'atletica classica. Certo, perché il cross è proprio sporcarsi di fango e amare la corsa. I piccoli, no, devo dire che abbiamo una bella squadra, però i genitori secondo me devono educare i bambini ad essere sportivi, perché è anche la salute del bambino, il bambino che è abituato a uscire al freddo, alla pioggia, a mettersi in gioco per fare una gara è comunque sempre molto più sano dei bambini che stanno chiusi in casa e si dedicano diciamo, a sport da tavolino. Francesco Ledda, sindaco di Ala dei Sardi, possiamo dire che Ala dei Sardi sta rientrando, sta tornando in auge per l'organizzazione di questa grande manifestazione che è stata in passato, che è stata uno dei punti di riferimento per l'atletica nazionale, regionale, nazionale ed europea. Piano piano aumentano gli iscritti e si torna magari a ricreare quell'entusiasmo attorno a questa manifestazione e attorno naturalmente ad Ala dei Sardi. Sì, siamo già 2 anni, 3 anni che piano piano stiamo prendendo quota rispetto al blocco totale che c'è stato nel 2011. Con i tagli della regione per quanto riguarda le manifestazioni di questo livello e quindi piano piano stiamo nuovamente emergendo. Quest'anno abbiamo circa 600 iscritti atleti, quindi è una bella soddisfazione credo per gli organizzatori. Da primo cittadino le chiedo quanto spinge anche la città di Ala dei Sardi anche perché è un indotto importante portare tanti atleti, tante famiglie, far conoscere anche il paese. Sì, naturalmente noi avevamo abitato a un livello molto alto che grazie a professor Baltolu, l'autore di questa manifestazione, e grazie adesso a Antonello Cocco e Alberto Contu che stanno cercando di lottare in tutti i modi per tenere alta il livello della manifestazione. Tutti gli alaesi collaborano, ormai ce l'abbiamo del DNA, siamo vaccinati di atletica perché fa parte della nostra vita, del nostro passato e speriamo che faccia parte anche del nostro futuro. Sindaco, una battuta, il tempo diciamo così non piove, però c'è tanto freddo, però
vediamo che tutti gli atleti e tutti gli appassionati di atletica rimangono comunque all'interno del circuito, o meglio all'esterno del circuito, per assistere a queste gare. Sì, in altre occasioni avevamo anche la neve, il cross si è fatto lo stesso con gli stessi etiopi, nigeriani, con campioni olimpici, campioni mondiali, quindi non si ferma un cross così, soprattutto ad Ala dei Sardi per la questione del tempo o del freddo. Le chiedo una battuta da sindaco, da cittadino di Ala dei Sardi. Alice Cocco penso che per l'atletica sia il fiore all'occhiello del paese. Sì, in questo momento è nel giro della nazionale, quindi è un onore avere una ragazza seria che sacrifica molto per l'atletica, quindi avere una laese nel giro della nazionale per noi è veramente una soddisfazione enorme, per me e per tutti gli alaesi naturalmente. Siamo qui con il presidente e il vicepresidente della società Isola Run. Buona giornata, buon freddo anche a voi naturalmente, visto che da questa mattina si soffre, si suda e si lotta per portare a casa i titoli come il Riccardo, no? Queste penso siano le soddisfazioni più grosse per chi fa sport, per chi porta avanti una società. Parliamo di un talento assoluto, lo abbiamo visto in gara poco fa. Ti chiedo Giuseppe di presentarci naturalmente uno dei tuoi tesserati, uno dei tuoi allievi. Grazie prima di tutto. No, lui è Riccardo Spanu e ha vinto oggi il titolo regionale individuale cadetti, è un ragazzo fortissimo, bravissimo, è una punta di diamante anche della nostra società, noi che puntiamo ai giovani soprattutto, e hai visto, ha vinto in scioltezza, però è soprattutto una bravissima persona, un bravissimo ragazzo molto umile, però ha veramente un ottimo presente e speriamo futuro. Ricky tra l'altro ha partecipato venerdì al campionato regionale studentesco, è arrivato secondo gareggiando con dei ragazzi anche più grandi di lui. Oggi dopo solo 2 giorni vincere così il titolo individuale è per noi una grande gioia, quindi ce lo teniamo stretto e ce lo coccoliamo anche. Ringraziamo Giuseppe, il presidente di Isola Run. Una battuta anche perché ha appena finito di correre e si è vestito a metà, per cui c'è anche freddo. I complimenti anche dei compagni di squadra e degli avversari. Riccardo, complimenti per la gara di oggi, ma per la vittoria del titolo. Grazie. Quanta fatica si fa per allenarsi e rinunciare? Sappiamo che sei giovanissimo, si fanno i sacrifici, si rinuncia comunque a qualcosa, devi abbinare lo studio con l'attività sportiva, altrimenti certi risultati non arrivano. Credo che l'unica pecca di fare tanti sport come faccio io, che faccio triathlon, è che molte volte i miei amici mi chiedono esci stasera e sono impegnato in un allenamento. Comunque mi piace allenarmi perché comunque escono molte soddisfazioni comunque. Rinunci a qualcosa, ma quando poi scendi in pista, tra virgolette, o comunque in gara, penso che poi vincere come hai vinto oggi e come stai facendo in questi anni sia una grossa soddisfazione. Fa piacere anche rinunciare, no? Sì, alla fine tutto è ricompensato.
Siamo quasi alla conclusione di questo terzo memorial. Elisa Migliore alla mia destra, Alessandro Cocco alla mia sinistra, Alice Cocco. Abbiamo riunito la famiglia Cocco al termine di questa gara. Iniziamo con Alessandro, che ha corso quest'oggi primo nella categoria junior, campione regionale in carica, visto che ti sei laureato campione regionale in questa stagione. Una bella soddisfazione, soprattutto correre e vincere davanti ai tuoi genitori, davanti al tuo pubblico, davanti ai tuoi amici. Sì, certo, è sempre bello vincere davanti alle persone che conosci. Poi il tifo è stato grandioso, è stata una gara molto dura perché il percorso con queste salite metteva in difficoltà, però alla fine è stato bello, c'è stata una bella gara e niente, sono soddisfatto. Tuo papà organizza la manifestazione, diciamo che sta cercando di riportare alla dei Sardi e la manifestazione ai fasti di un tempo, perché ne abbiamo parlato con più persone, tutti dal sindaco a Sergio Lai al presidente hanno decantato ovviamente la bellezza di questa gara e naturalmente un po' di rammarico perché qualcosa si è perso, ma quest'anno 600 iscritti, poi probabilmente non sono arrivati tutti per il problema dell'allerta meteo, che poi non c'è stato. Freddo sì, ma allerta meteo no, però ti dico, sta crescendo e può ritornare il vecchio alla dei Sardi. Sì, secondo me sì, oggi c'è stata una dimostrazione con tutti questi iscritti, è un punto d'inizio per ritornare a qualcosa di più importante, di una gara regionale. Però organizzare anche un memorial così è molto importante, soprattutto per una piccola comunità come la nostra. Ti chiedo le difficoltà, lo hai già detto in parte, soprattutto sulle salite, tutti parlano di questi due strappi, le difficoltà del terreno, le difficoltà naturalmente del percorso. Sì, ma più particolarmente le salite sono le uniche difficoltà, perché il suolo è molto adatto alla corsa, quindi è ben piatto piuttosto che altri percorsi in cui c'erano molti dossi, ma qui si corre benissimo. Anche gli atleti sono rimasti molto soddisfatti. Ti chiedo, qui a fianco c'è una ragazza che qualcosa l'ha fatta sino ad oggi nell'atletica, ce l'hai in casa? No, gelosia assolutamente, sicuramente magari un po' di invidia per i trofei, per quello che ha raggiunto. È uno stimolo? Certo che sì. Avere sia lei che anche mio padre ai suoi tempi è stato campione italiano è uno stimolo, sì. Mi stimola sempre ad andare avanti, a cercare qualcosa in più. Ti chiedo il tuo obiettivo, dove vuoi arrivare, dove puoi arrivare? Per ora ci stiamo lavorando, poi si vedrà sulla stagione in pista. Grazie ad Alessandro, passiamo ad Alice che se la ride. Alice, diciamo che i tuoi successi sono davanti agli occhi di tutti. Tanta fatica, tanto sudore, hai abbandonato la Sardegna per studiare e per naturalmente allenarti e correre. Oggi ci saresti voluta essere davanti alla tua famiglia, stesso discorso di tuo fratello, davanti ai tuoi amici, davanti al tuo pubblico. Sì, io veramente sono dispiaciuta un sacco per non aver potuto gareggiare oggi, perché diciamo che questa gara qua è molto più importante di un campionato italiano per me, perché gareggiare a casa è veramente il massimo e quindi mi dispiace un sacco. Poi ho fatto una scelta 3 anni fa di trasferirmi a Varese per continuare a migliorare il mio progetto che avevo con l'atletica, e ci sto riuscendo. Adesso quest'anno finisco e poi penso che tornerò a casa. Ti chiedo, hai visto la gara di questo ragazzo oggi? L'hai seguito? Come è andato secondo te? A parte naturalmente la vittoria finale. È andato benissimo, ha saputo gestire bene la gara e ha seguito il mio consiglio, quindi sono veramente orgogliosa di lui. Ti chiedo, ovviamente uno non addetto ai lavori, quanta fatica si fa nelle lunghe distanze e soprattutto come si gestisce una gara così lunga? Allora, nelle lunghe distanze si fa veramente tanta fatica, però appunto
questo percorso qua è stato il nostro percorso di allenamento per anni, quindi lo conosciamo a memoria. E io sono una che prepara distanze lunghe, dalle 5 km alla 10 km, e per me le distanze lunghe sono le migliori, quindi la fatica comunque mi aiuta, cioè, a me le cose più faticose mi piacciono un sacco, quindi è la mia strada questa. Ti chiedo, lo sforzo di tuo padre, lo sforzo dell'organizzazione per riportare Ala dei Sardi ai fasti di un tempo, penso che anche per voi, che poi comunque indossate i colori sociali o comunque che avete sempre corso qui ad Ala dei Sardi, sia motivo d'orgoglio. Ah, questo sicuramente, perché già quest'anno siamo riusciti a portare una mia compagna di società, perché io quest'anno ho cambiato società con una società di Milano, e sono riuscita a portare una mia compagna, e già questo, portare una persona da fuori è un grande orgoglio sia per mio padre sia per tutti i collaboratori che ci aiutano ad organizzare questa gara meravigliosa. Ti chiedo i tuoi prossimi impegni, naturalmente superato l'infortunio, e i tuoi obiettivi soprattutto. Allora, i miei impegni, quest'anno mi sarebbe piaciuto fare i campionati italiani di cross, però ancora sono un punto interrogativo perché dipende se riesco a riprendermi in queste 2 settimane. A maggio c'è la Coppa Europa con la Bracco, che è la mia nuova società di Milano, e punto ad essere in forma per maggio e spero veramente di riuscire ad arrivarci bene. Gabriele Mozzo, complimenti, siamo sotto l'arrivo, una gara che ti ha visto dominare dall'inizio alla fine, addirittura uno scivolone in curva, hai dovuto duellare con altri 2 atleti di primissimo livello, hai portato a casa la vittoria e 2 settimane fa il titolo regionale. Sì, è stata una gara abbastanza dura, siamo partiti molto forte, infatti il ritmo era veramente difficile da sostenere. Poi il terzo giro c'è stata questa caduta che mi ha un po' destabilizzato il ritmo, infatti ho perso contatto anche con i primi 2, poi dopo altri 2-3 giri ho ripreso il ritmo mio e sono riuscito a recuperare e a staccarli nel finale i miei avversari, che ovviamente rispetto tantissimo e li stimo. Si vedeva in gara che sì, effettivamente aveva fatto un passo diverso rispetto agli altri, ma eri sempre a contatto, anche quando eri dietro comunque li avevi sempre diciamo così, sulla visuale, non ti hanno mai staccato tantissimo, sia quando poi tu hai allungato. Sì, diciamo che ho sfruttato quei 2 giri dopo la caduta per riprendere un po' di energie, ma non perdere comunque il contatto visivo, che è una cosa molto importante in una competizione, per non rischiare appunto di perdere poi la gara. Se non ho capito male, tu sei ingegnere, sei di Ghilarza, quanta fatica si fa a studiare, lo diciamo anche per i ragazzi, no? Quanta fatica si fa a studiare e ad abbinare lo sforzo fisico, la costanza nel lavoro? Beh, è una cosa che io, lo sport lo pratico ormai questo sport lo pratico da 8 anni, ed è entrata nella mia routine quotidiana, quindi se uno ha passione per quello che fa, sicuramente i risultati arrivano. Ci vuole tempo, ci vuole pazienza, però se comunque deve diventare comunque un hobby, non un'ossessione, se no diventa qualcosa di troppo faticoso. Quali sono i tuoi obiettivi futuri? Beh, ho tra 2 settimane i campionati italiani di corsa campestre e poi penserò alla pista, che è la vera atletica, quella che si fa, e di migliorare i miei tempi che ho nei 1500, nei 3000 e nei 5000 e così via. Abbiamo visto a bordo strada Giuseppe Floris, il presidente di Isola Run, ti ha incitato ad ogni passaggio, ad ogni giro, era quasi una spinta in più. Certo, Giuseppe mi ha accolto nella sua società e io sto cercando di rispettare questa maglia, che ormai ci tengo perché sono 2 mesi, ma sembra che ci sono una vita in questa squadra, mi trattano benissimo e mi fanno sentire nella loro famiglia, quindi sono contento adesso.